Bomba dell'ultimo minuto, tifosi del Napoli. Il mercato si infiamma e il club sta pianificando grandi movimenti per gennaio e giugno. Non perdetevi nessun dettaglio. Iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella per rimanere al corrente di tutti gli aggiornamenti. Lasciate un mi piace e mostrate il vostro sostegno mentre ci addentriamo dietro le quinte delle trattative del Napoli. Secondo l'esperto di mercato Emanuele Cammarotto, il Napoli è attivo su più fronti per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tra le principali novità, Cristiano Biraghi sembra essere molto vicino all'arrivo in squadra. L'arrivo del terzino sinistro è considerato quasi certo, mentre in attacco Raspadori e Ngonge sono fuori dai piani, con il giocatore del Verona monitorato da club turchi come Fenerbahce e Galatasaray, oltre all'interesse del Parma. In difesa, Dorgu del Lecce resta il grande obiettivo di gennaio. Il club è disposto a trattare per chiudere l'affare per circa 25 milioni di euro, nonostante la richiesta iniziale di 40 milioni. Il giocatore ha manifestato il suo interesse per il Napoli e questo potrebbe facilitare la trattativa. Per quanto riguarda i rinnovi, le trattative con Meret e Kvaratskhelia sono in fase finale. Il portiere dovrebbe firmare fino al 2026, con un'opzione per il 2027. Mentre Kvara avrà un contratto da 6 milioni all'anno e una clausola rescissoria di 80 milioni. Cifra strategica per eventuali trattative future con colossi come PSG, Barcellona e Manchester City. In attacco, continua la ricerca di un sostituto o di un partner per Lukaku. Zirkzee resta il nome più forte, ma il Napoli ha messo gli occhi anche su Moise Kean e, più ambiziosamente, su Rashford. Anche se quest'ultimo è più difficile da realizzare. Per giugno, Joshua Zirkzee e Ange Johan Bonni sono gli obiettivi principali. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate delle trattative in corso. Dorgu e Biraghi sono le scelte giuste per la difesa. Rashford o Kean sarebbero un buon acquisto per l'attacco. Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato dei trasferimenti del Napoli.